dovrò parlare con lui per vedere se chiedere un interrogatorio pubblico ministero, perché ci sono alcune cose a parer mio che adesso mi voglio ancora tenere per me che vanno precisate, e poi voglio capire se in vista dell'udienza preliminare, dove chiederemo sicuramente un rito abbreviato al 99%, se lo dovremmo subordinare a una perizia psichiatrica, ma penso proprio di sì. Devo vedere le patologie da cui è affetto, i disturbi della personalità, eccetera, eccetera. Oltre dunque alla perizia psichiatrica, che finora non sarebbe mai stata richiesta né effettuata, il difensore di Mulas, il 45enne accusato di aver stuprato la bambina di 11 anni a Mestre, chiederà con tutta probabilità il rito abbreviato, che in caso di condanna prevede la riduzione di un terzo della pena. Secondo gli inquirenti, il 45enne, ora nella casa circondariale di Gorizia in un'ala per detenuti colpevoli di reati sessuali, avrebbe aspettato la piccola vittima all'uscita della palestra, seguendola prima quando è salita sull'autobus, poi quando ha preso la coincidenza con il tram e infine nel breve tratto a piedi verso casa dove si è consumata la brutale violenza, un inseguimento durato circa una quarantina di minuti. Un testimone infatti avrebbe raccontato di averlo riconosciuto dalle fotografie proprio all'esterno della palestra, segnalazione che i carabinieri stanno cercando di verificare anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Altro aspetto da chiarire poi è se Mulas cercasse proprio lei o una ragazzina qualsiasi, magari quella a suo avviso più fragile. In passato avrebbe sempre agito seguendo il criterio della selezione casuale. Ma mentre emergono nuovi dettagli su quel tragico pomeriggio, il pensiero anche del patriarca Moraglia continua ad andare alla piccola vittima e al suo dolore. Pensando che questa ragazzina tornava semplicemente da una giornata di scuola, facendo le cose normali, abituali, in luoghi, in orari trasparenti, ecco, e quindi questa difficoltà, ecco, che notiamo soprattutto nei confronti delle donne, ma in questo caso specifico di una bambina, ecco, ci fanno molto riflettere su quello che dicevamo prima, appunto, il rispetto. Il rispetto è fondamentale a tutti i livelli, perché quando manca il rispetto allora c'è la legge del più forte, e la legge del più forte diventa la legge del lupo nei confronti degli agnelli.